il kumquat è questo. Per quanto riguarda altre piante, come ad esempio il pompelmo o il chinotto o ancora il mandarino, quali sono le loro caratteristiche? Come dobbiamo fare se vogliamo allevarle a casa nostra? Oggi è Sauro, il giornalista, è lui che mi tiene il microfono. Sono piante che dobbiamo, come per l'arancio, come per il limone, abbiamo detto prima, importante che vengano annaffiate e concimate regolarmente. Ovviamente eviteremo la concimazione nei mesi invernali, quando, anche se la pianta è sempre verde e lavora anche nei mesi invernali, si riduce molto la sua attività vegetativa. Però dobbiamo continuare a concimare, ad annaffiarle per riuscire ad avere la vegetazione. Basta poco che la pianta va in clorosi. Alcune di queste qui sono leggermente Cos'è chiare. la clorosi? La clorosi è spesso sono mancanza di elementi nutritivi che portano la pianta a quindi manifestare i loro sintomi mediante venature gialle, ingiallimento della foglia, possono mancare ferro, manganese, fosforo e altre ancora, azoto, eccetera. Quindi la Zucchero, manca zucchero, qui manca molto zucchero. energia per la pianta e allora ecco che manifesta proprio con queste decorazioni fogliari. Oppure possono manifestarsi con, quando mancano elementi nutritivi, con perdita dei frutti, caduta dei frutti, si chiama cascola del frutto, oppure cascola dei fiori, già qualche fiorellino qui incomincia a intravedersi e si preparano per la nuova raccolta. Un po' come il corbezzolo, anche qui su molti agrumi abbiamo sia il frutto che il fiore presente in contemporanea e questo dà profumo, colore, già il profumo del frutto, più aggiungiamo il profumo del fiorellino. E anche questo ancora, come detto prima, acqua fondamentale, acqua di posto sicuramente, piuttosto che quella del rubinetto, oppure aggiungiamo, c'è un vecchio, non fattibile per tutti sicuramente, un vecchio metodo per concimare le piante, piaceva tanto agli anziani e qualcuno ancora oggi lo fa, chi ha possibilità, chi è in campagna, chi non è troppo vicino ad altre case o nei condomini, è quella di far macerare dell'erba, l'ortica sarebbe il massimo, l'equiseto, oppure prendere, ma non è facile reperirlo sul mercato, della sostanza organica e metterla a macerare nell'acqua. Si lascia un giorno, 2 giorni a macerare, poi si nutre la pianta in questo modo. Scusa, anch'io abito in campagna, non vorrei che i miei vicini di casa prendessero spunto da questa, cioè finché l'ortica o l'erba ve lo concedo, la sostanza organica, fate la cortesia, no, cioè fatta non vicino a casa mia. Quindi, vabbè, cioè la sostanza... Ormai siamo arrivati a dei livelli, dopo i lombrichi, dopo che abbiamo scoperto la sostanza organica dei lombrichi, non abbiamo più avuto limiti. Quindi possiamo usarla, rimpiegarla. Beh, io ho un cane, la Gianina. Allora, ci siamo spostati dalle piante di limoni, di aranci e di kumquat, ho imparato anche il nome, quella cosa che io non so, intingetela nel cioccolato se volete mangiarla, perché diversamente secondo me è ingestibile. E siamo arrivati a questa pianta qua che pizzica, punge. Che cos'è? Perché siamo qui? Questa qui è una pianta importante che tutti quanti detestano, si chiama Ponchirus trifogliata o Citrus trifogliata ed è quello che possiamo definirlo, non so se sia il nome corretto, giusto, un po' il limone selvatico o il portainnesto o i primi limoni insomma che sono in natura e si possono trovare spontanei in natura. Non è un incrocio, come tante volte abbiamo il limone, l'arancia, il mandarino tenuto incrociando piante diverse. Questa è una specie proprio originaria, spontanea nel nostro territorio, che produce limoncini piccolini, sferici, molto profumati, ma immangiabili, sono veramente molto aspri. Ed è importante perché su questa pianta possiamo innestarci le nostre varietà, le nostre specie, cultivar di mandarino, di arancio, di kumquat, di limone, di pompelmo. E questa pianta dà rusticità alle nostre varietà che andremo ad innestare. Quindi la pianta sarà il nostro pompelmo, limone, quello che vogliamo, sarà molto più resistente al freddo, sarà molto più resistente alla siccità, sopporterà bene il caldo, sarà rigoglioso, rustico, vigoroso. Ecco, è una piantaccia tosta, robusta, però ha l'inconveniente di avere queste spine molto lunghe, molto acuminate, appuntite, robustissime. Tant'è vero che è stata anche definita una siepe naturale, meglio del filo spinato stesso, perché è inavvicinabile, una protezione naturale fantastica, tant'è vero che caprioli o persone non si avvicinano. Sì, voglio vedere il ladro di turno che prova a entrare qua. Sicuramente è difficoltoso, anche mettersi a tagliarla con dei forbicioni molto lunghi, poi per qualche motivo, vedo quando purtroppo devo potarla,
è un'avventura perché ho sempre degli spini in mezzo, quindi bisogna fare attenzione. Però è molto bella quando entra in fioritura perché si ricopre, crea un cuscino completamente bianco di fiorellini profumati e a maturazione in inverno, quindi novembre, dicembre, qualche volta arrivano anche a gennaio, si ricopre di frutti gialli, questi frutticini molto morbidi, sembrano quasi delle piccole palline da ping pong, di un profumo fantastico. Non mangiatele però, mi raccomando, eh. E adesso continuiamo la nostra scoperta degli agrumi, che sono piante piene di segreti che come sempre ci svela tutti Sauro. E allora dalla succursale del Giardino delle Piante Officinali di Casola Valsenio, altrimenti nota come Casa di Sauro, un posto meraviglioso che adesso probabilmente io esproprierò, vabbè, ma insomma questo forse vi interessa fino a un certo punto. Siamo tornati in serra qui al Giardino delle Piante Officinali di Casola Valsenio, siamo tornati in serra per parlare di un'altra piantina, la vedete qua, è il mandarino, è rimasto solo un frutto, non so per quanto perché probabilmente tra un po' me lo mangio io. E il mandarino che proprietà ha? Mandarino è un'altra pianta molto importante, anche questa è ricca di vitamina C, ricca di potassio, di altri microelementi, è utilissima proprio per la nostra alimentazione, soprattutto in caso di dimagramento eccessivo. Il mandarino aiuta a ingrassare un po', Ah sì? fa prendere qualche chilo. Scusate, io che sono golosissima di mandarini che ne mangio, fa prendere qualche chilo. Aiuta, insomma, è un buon ricostituente, serve proprio per riguadagnare leggermente peso, un po' come si dice quando si mangiano le banane, come quando si mangiano i mandarini, sono molto utili. Per chi fa attività sportiva è fondamentale, chi fa sforzi può essere sicuramente un alimento importante. E poi, come tutti quanti gli agrumi, contiene vitamina C, contiene vitamine del gruppo B, contiene vitamine A, quindi è un buon integratore, un buon alimento fondamentale, sia a livello della polpa che a livello della buccia. Quindi da non dimenticare, fondamentale. Poi sono importanti perché tutti questi agrumi contengono un olio essenziale, fondamentale per la nostra salute, ma importante anche per tante altre attività esterne, cosmesi, eccetera. E l'olio essenziale, a differenza delle piante, abbiamo visto nelle settimane passate, è contenuto proprio nella buccia e già esce semplicemente stropicciando, stringendo, rompendo la buccia. Escono queste piccole goccioline di essenza che irritano, bruciano e sono molto concentrate, concentrazione elevata. Spesso era un ottimo gioco, un ottimo dispetto per... I bambini simpatici, vieni qua, pss, e te lo spruzzavano negli occhi. ed era fondamentale, proprio perché permetteva di riuscire a fare dispetti e irritare, dare fastidio ai compagni. E l'estrazione Ti vedo però preparato in questo. Quanta gente hai ceccato con questo giochino, Sauro? quanti ne ho subiti anche, chissà. E la tecnica estrattiva è banalissima. Comprimere, schiacciare, quindi una semplice torchiatura permette di estrarre quest'olio essenziale. Poi cosa ne facciamo? A parte spruzzarlo negli occhi degli antipatici. Beh, possiamo mettere ad esempio in un bagnoschiuma, in uno shampoo per rimanere un impiego più semplice, oppure possiamo usarlo per fare dei massaggi delle frizioni sul corpo assieme a delle altre pomate, delle creme, o perché no, ad esempio messo in caso di malattie da raffreddamento, raffreddori, influenze, fare un suffumigio, quindi inalare, ispirare questi oli essenziali, soprattutto di limone, di arancio, e aiuteranno un pochettino anche la nostra salute, respirare meglio, aprire un pochettino il naso. Possono servire per la digestione. Forse l'olio essenziale è un po' forte, un po' carico, meglio usare a quel punto la buccia. Un ottimo rimedio era anche quello di usare delle bucce di arancio, fare un decotto, farlo bollire per un po' di minuti e poi quando è tiepido berlo. E anche qui il nostro stomaco, la nostra digestione si avvantaggia sicuramente. Oltre che essere una bevanda gradevole da bere, si può usare da solo o mescolato, misciato con altre erbe. Poi non dobbiamo dimenticare che il limone in particolar modo è uno degli agrumi e delle piante più ricche di vitamina C, addirittura su 100 grammi di polpa abbiamo circa 5 milligrammi di vitamina C, che è quasi il 65-70% del nostro fabbisogno giornaliero di cui abbiamo. Peccato che siano così aspri da mangiare, altrimenti uno si mangia un limone ed è a posto per tutti i giorni in inverno, uno si mangia un limone ed è a posto per l'inverno, no? Abbiamo per fortuna l'arancio o il mandarino che ci aiutano perché 2 arance al giorno già
o quasi 3 a seconda delle dimensioni, si possono sostituire il fabbisogno e coprire il fabbisogno di vitamina C senza dover ricorrere ad altri tipi di estratti, quindi rinforzare il nostro organismo. E poi sono molto utili per l'arancio, in particolare per la circolazione, quindi intervengono a livello diverso proprio per tutti quei disturbi, in prevenzione ovviamente, non possiamo pensare di curare, comunque sono un aiuto, questo è fondamentale, non possiamo prendere questo, mangio l'arancio e dopo non ho più nessun problema o il limone, ma per patologie diverse, dalle quali possiamo riconoscere anche parliamo di alcuni casi particolari come le emorroidi, come la cellulite, come La cellulite mi interessa? è utile mangiare questi aranci perché aiuta a ridurre, va a agire sulle capillari, sul sistema vasi circolatori e i capillari in particolare, e quindi migliora la struttura dei capillari, l'epitelio dei capillari, e quindi facilita gli scambi con l'esterno, l'assorbimento, eccetera. Poi ancora le arance servono anche per lo scambio del ferro, migliorare l'assorbimento indirettamente, aiuta l'assorbimento del ferro e in più agisce sulla produzione dei globuli rossi, quindi aumenta la produzione dei globuli rossi che sono poi loro i fondamentali trasportatori del ferro. Quindi un piccolo aiuto lo traiamo, quindi dobbiamo fare attenzione a non togliere anche le arance dalla nostra alimentazione, e qui traiamo tanti piccoli benefici fondamentali. Ecco, allora, premesso che mi hai convinta a mangiare arance, perché io non sapevo che fossero anticellulite e mi hai fatta desistere per sempre dal mangiare mandarini che invece mi faranno ingrassare, io ne mangiavo delle tonnellate, e anche le banane mi ha dato una notizia terribile, gli unici 2 frutti che mangiavo senza storcere il naso mi hai uccisa così, ma vabbè, pazienza, però ho scoperto tutte queste proprietà delle arance. Allora, quando io ero una ragazzina, quando ero una bambina, che magari non digerivo tanto bene, la mia mamma mi faceva il canarino. C'è una ricetta ufficiale del canarino che possiamo dare ai nostri telespettatori? Quella che conosco, quella più semplice, più banale, probabilmente ci sono formulazioni diverse, è quella di usare la buccia del limone, lo zucchero e dell'acqua. Semplicemente si fa bollire per un po' di minuti, si lascia intiepidire ed è pronto, così da bere. Gradevole, piacevole e poi Aiuta aiuta. la digestione. Allora, facciamo un po' un riassunto. Ecco, no, prima un'altra domanda, scusami Sauro. Io ho visto qui arancio, mandarino e limone, non ho visto, e anche kumquat. Kumquat, una pianta di grande prestigio che non dimenticheremo mai. Non ho visto chinotto e pompelmo, ma perché da noi non possono crescere? No, sono piante che qui non abbiamo ancora messo, inserito, però crescono tranquillamente, sono anche queste molto belle, possono essere piante robuste, richiedono sempre l'attenzione di tutti quanti gli agrumi, quindi di essere protetti e riparati nei mesi invernali. Una parentesi sulla protezione: non dobbiamo pensare che quando arriva l'inverno le piante devono stare per forza dentro al chiuso. Fondamentale è la luce, devono avere molta luce, perderebbero le foglie altrimenti. Aria, fondamentale. Non perché è inverno, perché è freddo, ci sono 0 gradi, 2 gradi, abbiamo un piccolo tunnel, una piccola serra, e allora dobbiamo tenere tutto sigillato, chiuso. Più teniamo chiuso l'ambiente, anche se è luminoso, la pianta soffre, non c'è il ricircolo di aria, quindi spalanchiamo, apriamo, perché non è l'aria fredda, i 0 gradi, se la pianta è asciutta, che dà fastidio, anzi questo permette di garantire una conservazione delle foglie e la loro attività, la loro fotosintesi. Però dobbiamo semplicemente ripararla dal freddo umido, dalle Se gelate. gli mettiamo sopra, sai che vendono quelle specie di tessuti, esatto. È un bel riparo perché riduce sicuramente, ed evita il contatto del freddo sulla foglia e quindi l'umidità che può andare a ghiacciare e gelare. Alza un po' la temperatura attorno alle foglie di 1 grado, 2 gradi, a seconda dello spessore del nostro tessuto, che poi andremo a togliere la mattina, un po' più impegnativo, ma utilissimo per dare aria e poi ricoprire. Quindi direi che sia importante dare luce e aria, che sia pompelmo, che sia chinotto, che siano qualsiasi agrume, fondamentale. Certo, qualche pianta risente più del freddo rispetto ad altre, ma direi che gli 0 gradi non diano nessun problema. Io le mie piante le ho tenute anche a -2, -3 fuori al freddo, non per tempi lunghissimi, ma poi durante il giorno la temperatura si alza un poco. La temperatura minima per tempi ridotti non dà nessun problema se la foglia è asciutta. Si tengono al riparo, la luce è fondamentale. Se teniamo al buio vedremo che dopo poche settimane la pianta perde completamente le proprie foglie e allora deve ripartire da capo, quindi l'anno dopo avremo sì qualche fiore, qualche frutto, ma saranno minori, e deve prima dare energia alla pianta se stessa, quindi per avere la forza per andare poi a maturare i fiori e maturare i frutti. Una domanda in chiusura, ci siamo quasi, ho ancora qualche minuto.
Ma qual è il tuo frutto preferito in assoluto? Perché ormai sono 6 mesi che ci vediamo tutti i giovedì e io non so ancora qual è il tuo frutto preferito. Sono una buona forchetta, mangio di tutto, quindi tutto mi piace, anche il mandarino è molto buono, l'arancio, mm, non ho frutti che non... Sono una buona forchetta. Anche verdure, immagino. Anche verdure, Anche sì. gli spinaci, Anche gli spinaci. le bietole. Sì, anche quelle. Vabbè. Allora, scoperto che l'educazione alimentare di Sauro è decisamente migliore della mia, io lo ringrazio. Questa puntata l'abbiamo dedicata a scoprire il mondo degli agrumi. Abbiamo parlato di mandarino, abbiamo parlato di limone, abbiamo parlato di arancio, adesso qui non lo vediamo, l'abbiamo trovato a casa di Sauro, faceva un frutto meraviglioso. Abbiamo parlato di kumquat, il frutto è già più discutibile. Abbiamo scoperto che il mandarino fa ingrassare, l'arancio previene la cellulite, oltre che il raffreddore, ma è cosa da ridere rispetto al grave problema per l'umanità che costituisce la cellulite. Quindi mi raccomando, non perdete anche le prossime puntate perché come vedete tutte le volte ne abbiamo una da scoprire. Grazie Sauro. Grazie a voi. Ciao. Salve a tutti! Oggi andiamo con gli agrumi, questo meraviglioso frutto ricco di vitamine, di proteine, di diversi colori bellissimi, e andiamo a preparare un piatto che unisce il mare, la collina, ma non solo, anche tutti i vari continenti, perché abbiamo il lime che viene dal Brasile, con le mazzancolle che sono un tipo di prodotto più tirrenico, proprio come tipo di pesce, diciamo che poi è un crostaceo, con la menta, in questo caso la menta che non è proprio la nostra tipica, ma è quella marocchina, la pasta che è proprio romagnola, quindi andiamo a fare un mix unendo mare, collina e tutti i vari continenti. Allora, per prima cosa prendiamo uno scalogno e lo tagliamo grossolanamente. Non importa tritarlo in questo caso perché andiamo semplicemente, basta, sufficiente così, lo mettiamo in una padella e lo facciamo soffriggere un attimo. Andiamo ora semplicemente a buttare nel nostro tegame i vari ingredienti. Mettiamo un po' di menta marocchina, un po' di prezzemolo, un gambo di sedano, un po' di carota, un paio di pomodorini e un pezzo di lime. A questo andremo ad aggiungere anche un po' di lime spremuto. Dopodiché metteremo un po' d'acqua e lo metteremo a bollire. Aggiusteremo un pochino con il sale e poi, una volta arrivati a metà cottura della verdura, quasi in fondo alla cottura, andremo ad unire i gamberoni. Ecco qua, andiamo ora ad unire i nostri gamberoni e li rimetteremo sul fuoco per pochi minuti perché, come molti sapranno, i crostacei, i pesci in generale, non ha bisogno di lunghe cotture, quindi per pochi minuti e poi saremo pronti per preparare il nostro piatto finale. Andiamo ora a togliere il nostro pesce e con lui anche le nostre verdurine cotte. Manterremo l'acqua pronta perché in questa stessa acqua andremo a cucinare i nostri tagliolini. Nel frattempo andiamo a preparare il nostro piatto da portata mettendo una insalatina fresca, stagliuzzata finemente tutto intorno. A questa insalatina andremo ad aggiungere i prodotti della nostra campagna, quindi dei fiori freschi, in questo momento abbiamo delle borragine meravigliose, della primula fantastica, delle violette, c'è un'infinità di fiori che possono essere commestibili, fiori di pesco e anche il tarassaco. L'unica cosa con i petali di tarassaco, attenzione a non mettere il bianco che è in fondo perché è un pochino amaro. Facciamo qualche margheritina. E ora andiamo a scolare i nostri tagliolini.
Mescolati i nostri tagliolini, li andiamo ad unire ai nostri crostacei, li facciamo saltare un attimo. Nel frattempo andiamo a preparare un trito di menta marocchina che si distingue dall'altra perché ha un gusto meno deciso, più particolare e si adatta molto bene con il pesce. Faremo una sorta di mojito perché dopo andremo ad aggiungere il lime e quindi lime, menta, i crostacei al posto del ghiaccio, abbiamo un buon piatto. Qua. Ora andremo, aiutandoci con questo strumento, a grattare un pochino di buccia mettiamo sia un po' di lime un po' di limone e un pochino d'arancio. Dopodiché uniremo i nostri gamberoni e, perché no, andremo a completarlo con una fettina d'arancio rossa e un fiorellino di borragine. A questo punto andremo a condire la nostra insalata con un nero di cipro come sale e un filo di olio delle nostre colline. Buon appetito! E allora, avete visto? Vi siete divertiti un po' a vedere le facce che ho fatto assaggiando questo frutto che non conoscevo, il kumquat? Bene, soprattutto io spero che abbiate preso appunti sulla ricetta di Katia. Se per caso vi siete persi qualche passaggio potete ovviamente rivedere la replica di questa e di tutte le puntate di Diffusion, più bio, piuttosto che iLife, piuttosto che Style, Love e Chick Chat sul nostro canale YouTube, quello di DTV. E allora io vi do appuntamento a domani puntata dedicata alle nuove tecnologie, parliamo di domotica applicata e ancora continuiamo la costruzione del nostro circuito elettronico e installiamo la resistenza. E poi una rubrica per i più piccoli, uno spunto per i bambini, perché costruiamo una piccola turbina. Allora io vi aspetto qui domani, venerdì. Ciao!